la distruzione del Kulturni-Dom a Trieste, che si vede praticamente molto vicino alla stazione, Sì. ci sono ancora delle targhe e così. Mhm. Devo segnalare, proprio per il fatto che c'erano violenze dall'una e dall'altra parte, nel senso che anche squilibrate dall'una e dall'altra parte, ha ricordato il fascismo, che certo non si è comportato bene in quelle terre. Mm. Però il Kulturni-Dom Mhm. in realtà è stato la replica, ovviamente fascista, quindi massacrato, distrutto tutto, bastonati tutti, eccetera, eccetera, rispetto alla uccisione di, mi pare, due o tre italiani di là del confine. Quindi, come dire, ovviamente ad alterne cattiverie, purtroppo. E da questo punto di vista, il richiamo che ha fatto l'avvocato Della Luna relativamente ai rapporti buoni tra veneti e friulani, su questo sottolineo una cosa molto interessante, cioè io Sì, ho avuto l'onore di avere l'incarico dall'ufficio sloveno di essere il giurista che si occupava della toponomastica toponomastica. per la lingua slovena in regione Friuli Venezia Giulia. Sì, Da questo punto di vista, l'ufficio sloveno, che è anche un'espressione di cultura e identità del gruppo minoritario sloveno in Italia, per occuparsi della toponomastica, hanno chiamato anche la minoranza italiana in Slovenia, per esempio per le questioni di Capodistria, per le targhe in lingua italiana e in lingua veneta. E quindi ecco, tutti questi rapporti ci sono certamente buonissimi tra veneti, per la Repubblica Serenissima, per richiamo alla Repubblica Serenissima, friulani, in quanto i friulani hanno capito che la minoranza italiana in Slovenia e Croazia ha gli stessi problemi, per certi versi, della minoranza friulana, della minoranza slovena, della minoranza germanofona in Italia. Quindi ecco, c'è un clima di collaborazione tra le minoranze e questo è molto buono. molto buono. Pronto? Buongiorno Gianluca, Buongiorno, chi parla? sono Gianfranco. Da? Gianfranco, da Villafranca. Buongiorno. Allora, la Russia e l'America, i due stati potenti armati fino ai denti, diciamo, vogliono insegnare a noi europei come comportarsi, Mm. ma noi altri, la cultura europea dovrebbe come minimo difendersi, Mm. anzi La ne cultura abbiamo di più, europea. insomma. Mhm. La cultura europea, ma se non Sì, si esprime, se non si interessante mette... stabilire cosa sia questa cultura europea, E ora no, Gianfranco? volevo sentire dai suoi ospiti Certo, cos'è la cultura europea? cosa. C'è un po' di tutto nella cultura europea. È un termine Volevo dire molto, un'altra molto cosa, vasto, diciamo, molto, molto generico anche, no? sì. Un'altra cosa che volevo dire sul fine vita, posso? Certo, ci mancherebbe altro. Certo, dica. Vabbè, io sono d'accordo che per decidere debba essere finché uno fa la testa, però sempre ste leggi da parte dello Stato. I medici sono loro che ci accompagnano all'interno dei vari, delle ULS, diciamo, degli ospedali. Sì. Vorrei che ci fosse all'interno delle ULS no una legge dello Stato, io preferirei così, anche su Questo questa aspetto, cosa. Gianfranco, è molto interessante. Grazie, Gianfranco. Allora, mettiamo da parte per un attimo la cultura europea, poi ci torniamo dopo. E la questione Russia, Zakharova, Presidente della Repubblica, la polemica, diciamo, di giornata, ecco, mettiamola così, lo scontro di giornata. Però, due parole su questo, no? Perché alcune regioni, la Toscana, adesso anche l'Abruzzo vuole adeguarsi, il governatore del Veneto Zaia ha detto delle cose su questo terreno, delicatissimo, abbiamo detto un tema sensibile, e si stanno dotando di una normativa, ma non è materia di legge regionale, casomai è. Allora lei dice, ma un'altra volta lo Stato che si mischia. In questo caso sarebbe una legge per fare un passo indietro, c'è una cornice all'interno della quale poi naturalmente si stabilisce che la persona possa in scienza e coscienza stabilire
come vuole che sia il suo redazione, cioè la sua fine, no? Se si trova in certe situazioni, in certe condizioni di minorità, no? Incapace di intendere di volere e in questo caso in una condizione, si dice vegetativa, è un termine orrendo, eccetera. Allora, anche qui c'è l'onnipotenza della legge, quindi lo statalismo che ti vuol portare, come diceva Marco Pannella, dalla culla alla bara, avvocato della Luna. Che fare su questo fronte del fine vita? Avvocato della Luna non la sentivamo più. Mi sentite? Sì. È un tema delicatissimo e io credo anche non risolubile, perché quando si apre il discorso sul momento in cui è meglio porre fine alle sofferenze, si apre in realtà un altro e più generale discorso, ossia se la vita valga la pena. Se si fa il conto algebrico tra bene e male, godimento e sofferenze, patimenti nella vita, si rischia di scivolare verso un pessimismo esistenziale profondo che porta a certe conseguenze, per esempio a scegliere di non fare figli. E poi dov'è il limite oltre il quale diventa lecito o legittimo porre termine alla propria esistenza e esigere che lo Stato ti aiuti a morire? Ci sono persone che, dicendo di non aver più ragione di vivere, di non stare bene da vive, hanno richiesto e ottenuto, non in Italia, l'eutanasia, anche se erano sane, o perlomeno erano sane fisicamente. È un tema molto vasto, molto complesso. Aspetti un secondo, professor Cevolin, no? Anche qui. Scusate, vi ricordate Sileno, il fauno Sileno, che costretto con la forza a rivelare quale fosse la cosa migliore per l'uomo, rispose non nascere o se nato morire subito. Questa è la porta che capisco, avvocato della Luna, però riportandolo insomma in termini più liberali, liberisti, libertari, laici, terra-terra, diciamo, piedi per terra, uno dice, e ve lo chiedo anche adesso al professor Cevolin, d'accordo, tu hai queste convinzioni, queste idee, ma perché le devi imporre a me che non ho le tue stesse vedute, no, professor Cevolin? No, c'è anche un altro problema, perché normalmente molti dichiarano, quando adesso stanno magari bene o comunque insomma, di voler accedere a questa possibilità, cioè di se starò male meglio farla finita prima. Poi però quando si trovano nella condizione... Cioè lei dice ancora... questo è il cosiddetto testamento biologico, no? Sì, però e hanno ancora quando si trovano invece proprio a stare male e hanno ancora un po' di autoconsapevolezza, non sono proprio completamente in coma e non possono esprimersi neanche, molti spesso cambiano idea, perché la vita a volte è bella anche vedersi una giornata, vedere il sorriso dei propri nipoti, non lo so, ci sono molte dimensioni. Ovviamente dobbiamo prepararci, forse questo dovrebbe fare lo Stato, prepararci psicologicamente e culturalmente a questi passaggi in modo che poi, ecco, perché c'è questo tema, si cambia idea, cioè se lo dico adesso magari superficialmente potrei dire ma è meglio farla finita subito, oppure una chiacchierata che ho fatto con Massimo Cacciari su questo, richiamava gli indiani d'America, che quando un indiano d'America da vecchio stava male se ne andava, poi usciva dal villaggio e se ne andava a morire lontano da tutti. Con Cacciari una volta lui mi prospettò questa soluzione come una soluzione, sapendo quanto io amo queste minoranze indigene, diciamo, ovviamente facendo leva su questo, ma in realtà però si cambia idea, questo è l'elemento, cioè quando poi ci si trova effettivamente nella condizione magari non ancora estrema e così via, si cambia idea, cioè si gode anche di altre cose, io almeno la vedo così. Sì, professor Cevolin, ho compreso perfettamente il suo punto di vista. Pronto? Pronto? Sì, chi parla?
Antonio da Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Lei. Allora, io 150 anni fa Sì? qualcuno disse che era stata fatta l'Italia, allora bisognava fare Gli italiani. Mm-hmm. Non so quanti italiani sanno che i campi di concentramento tedeschi sono stati liberati dai russi. I russi? Non so. Sì, Beh, dai per russi, esempio non lo sa il tanto esaltato Roberto Benigni, perché nella Vita è bella fa entrare ad Auschwitz un carro armato americano. Esatto, con una manipolazione e una falsificazione della storia lampante. Esatto. Bravo. E non so quanta gente sa che gli accordi di Yalta, mentre Putin e Roosevelt si stavano dividendo, cosa doveva succedere dell'Europa? Il turista Churchill che andava in giro di qua e di là. Ma quanti italiani sanno che ancora tuttora oggi non possiamo avere determinati materiali, non possiamo costruire, possiamo avere portaerei, eccetera, eccetera. Per cui possiamo avere? Dire, non ho capito. Non possiamo avere materiali per costruire armi nucleari. Ma le portaerei sì. No, quella è una mini portaerea, non è una portaerea. La Garibaldi è perché oltre non possiamo sarà andare. Mini, ma è una portaerei, voglio dire. Sì, una portaelicotteri. Per esempio, no, perché ci possono stare. No, glielo dico io, guardi, non ci provare. Nel senso che quando fu varata, io ero lì. Quando fu varata, ero lì. Quindi no, adesso non veniamo. La portaelicotteri Garibaldi può contenere i Sea Harrier, che sono aeroplani a decollo verticale, quindi non dica minchiate. Dai, grazie Antonio, dai, su. State al vostro posto, dai, non ci provate. Bene, allora, veniamo allo sfregio di Mosca, no? Professor Cipollini e poi l'avvocato Della Luna. Qui c'è un attacco molto pesante, no? Contro il Presidente della Repubblica da parte del Cremlino, professore. Ma c'è una replica intanto dobbiamo dire che il Cremlino, Putin si è lasciato andare altre volte a dire che noi siamo nemici. Poi il ministro degli esteri italiani dice che noi non siamo come italiani in guerra con nessuno, però la Russia si ritiene di essere in guerra con noi perché noi forniamo armi agli ucraini, anche se con qualche limitazione per l'uso di queste armi in territorio russo, anche se poi l'Italia dice così, mentre in Parlamento europeo sono sbloccati questi limiti, diciamo, dagli altri paesi. L'Italia cerca sempre di ribadire questo fatto che non consente l'uso delle proprie armi date al di là del confine per colpire la Russia. E certo, siamo in una situazione di escalation dal punto di vista della comunicazione mediatico, quando si richiama il nazismo sempre, ovviamente lo si fa in ragioni, sì, con caratterizzazioni negative estreme, ovviamente, e comunque loro pensano di essere in guerra con noi, tra l'altro, quindi sono più che queste dichiarazioni sono cioè quelle diciamo di criticare il nostro Presidente della Repubblica. Io penso più a queste affermazioni, cioè che sono in guerra con noi. Dall'altro lato, addirittura tra i vari scenari futuribili, così alcuni già prevedono che con questa debolezza, tra virgolette, dell'Europa ritornerà qualche problema. Nel 2028 hanno già manifestato qualche piano così, ma io segnalo solo il cambiamento. Prima è stata richiamata Yalta, sì, la spartizione di Yalta. Non c'è certo stata ancora una Yalta, ma la telefonata Trump-Putin, il convitato di pietra cinese, cioè praticamente Trump sta proponendo che Cina, Russia e Stati Uniti decidano un po' per tutti, e non è una nuova Yalta, stiamo parlando di una telefonata. Allora, un attimo solo, professore, poi ci torniamo dopo la pausa. Volevo però in un minuto, sintesi, avvocato, poi ripeto, le ridarò la parola su questo discorso di Marsiglia del Presidente della Repubblica, no? Che ha fatto un raffronto, no? È discutibile quanto si vuole, no? Fra la Russia e il nazismo.
Paragonare l'invasione nazista della Russia all'invasione russa dell'Ucraina da un punto di vista storico oggettivo è insostenibile ed è offensivo nei confronti della Russia. È una provocazione cercata, come altre provocazioni da parte di Mattarella in questo caso, da parte di altri, Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Macron, Starmer. Perché cercano la provocazione? Cercano di buttarla in polemica, in cacciara, di spostare l'attenzione sul piano emotivo, trasformare questo in uno scontro emotivo con la Russia, perché sul piano pratico, sul piano economico e anche sul piano militare sono tutti questi regimi europei, la Commissione europea, sono tutti svergognati, avevano promesso il crollo rapido della Russia grazie alle nostre sanzioni e forniture militari all'Ucraina, e non c'è stato. Avevano promesso facili successi e invece è la Russia che avanza. L'economia russa è forte e cresce, mentre l'economia europea è in severa recessione. Lo vediamo. E allora non possono accettare un dialogo in termini, un confronto sulla realtà, perché la realtà lì sputtana il modello economico, socio-economico portato avanti dalla Commissione europea. E allora appunto vogliono fare un litigio. Va bene, allora la regia mi prepari il 32 della scaletta, perché è gettonatissima, a grande richiesta vi farò sentire proprio expressis verbis, no? Sottotitolato, perché non tutti naturalmente hanno la fortuna di conoscere e di masticare, diciamo, la lingua russa. La Zakharova e quello che ha detto su il Presidente della Repubblica Mattarella. Pronto? Versace, buongiorno a lei e a tutti. Gabriele della zona di Torino. Sì. La nostra Costituzione, Versace, permette a tutti di esprimere la propria religione, no? Sì. E va benissimo, è una cosa molto importante. Però io nel mondo non ho mai visto una persona a bordo di un'automobile o di un autocarro che investe una pletora di persone che vanno a vedere qualsiasi manifestazione, sì, e uccidendole, e si mette ad urlare Gesù Cristo è grande. Non l'ho mai visto, mai sentito. Gesù Cristo è grande. No. Gesù Cristo è grande. Al posto di Allah-Akbar. Quindi non so che cosa bisogna fare, che cosa dovremmo fare noi. Star lì e subire, buonanotte al secchio. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie Gabriele. E il tema è quello che ho fatto vedere prima in servizio sulla tragedia, no? L'attentato a quanto pare di matrice islamista, come si dice, a Monaco contro il corteo sindacale. Allora, a grande richiesta in collegamento ci stanno il professor Cevolini e l'avvocato Della Luna. Ci siete, vero? Sì. Ecco, se ci sei batti un colpo, si diceva una volta. C'è anche l'avvocato Della Luna? Sì, presente. Allora, ascoltiamola, no? Ve la faccio vedere e ascoltare la Zakharova, portavoce russa, che attacca il capo dello Stato sull'Ucraina. Noi come il Terzo Reich, vedete com'è difficile anche dirlo, ma insomma ci vuole l'aspirata. Il Terzo Reich, invenzioni blasfeme. Ma sentiamola. Вы знаете, странно и дико слышать подобные кощунственные измышления от президента именно Италии, страны, которая не понаслышке знает, что такое на самом деле фашизм. Только знает это по-другому, несколько иначе, чем знает наша страна. Наша страна подверглась чудовищному нападению со стороны гитлеровской Германии. Наша страна не только смогла выдворить врага со своей территории тогда, но и сопроводила его обратно восвояси, уничтожив и освободив одновременно Европу от нацизма и фашизма. Ecco, proprio un piglio, no? Proprio a muso duro, direbbe Pierangelo Bertoli, no? Se non è una dichiarazione di guerra, poco ci manca, a parte che loro, giustamente come dicevate voi, si sentono in guerra, no? Anche con noi. Avvocato. Sì,
ripeto, è stato Mattarella ad attaccare con un'affermazione che volutamente, come ho spiegato, voleva attaccare per suscitare una polemica che distogliesse dall'aspetto della realtà, dalla considerazione del piano di realtà, dove il modello economico, politico europeo sta dimostrandosi fallimentare rispetto alla Russia, che non si piega nonostante l'impiego di grandi forze economiche e militari contro di essa, e anzi economicamente prospera. E questo implica che il modello economico che viene imposto all'Europa dalla Commissione europea, dalle forze che ne stanno dietro, è un modello economico falso, fallimentare, che serve solo in realtà a portare avanti gli interessi. Si è frizzato l'avvocato della Arova ha detto una cosa strampalata. Ecco, si è perché quando si evoca oggi il nazismo e il fascismo si fa un'affermazione che storicamente è assurda. Oggi non ci sono le condizioni perché esiste il fascismo o il nazismo. Non esistono, come non esistono, non esiste, che so, il lullismo o il lussitismo. Non ci sono le condizioni storiche. Oggi la Russia e il cosiddetto Occidente sono accomunate dal modello capitalista. Noi siamo in un regime capitalista mondiale, pressoché totale, dove non c'è spazio per il comunismo, per il socialismo, per il fascismo e per il nazismo. Ci sono contese economiche e contese di sicurezza. La Russia non sta combattendo una guerra offensiva, non vuole e non può invadere l'Europa perché ha una popolazione di 145 milioni di abitanti e noi siamo 550 milioni. La Russia ha un territorio di 17 milioni e mezzo di chilometri quadrati e il suo interesse è sviluppare quello. L'operazione in Ucraina è un'operazione di consolidamento del suo confine occidentale e di recupero di alcune aree interessanti perché economicamente ricche, ricche di miniere e dotate di una popolazione russofona. Non c'è alcun pericolo di invasione russa. Il pericolo di invasione russa viene amato dalle istituzioni europee fallimentari che ci hanno portato alla recessione e che attaccano il nostro lavoro, il nostro risparmio, l'industria, le libertà e anche la salute. Bene, un attimo solo, avvocato Della Luna, e poi vorrei rivedere anche le immagini, regia cortesemente, del 29, su quanto accaduto all'Università di Padova. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Salvatore da Palermo. Dica, Salvatore. Io concordo con l'avvocato Della Luna. Siccome ormai ci documentiamo, ci siamo documentati nel tempo, specialmente che siamo anziani e sappiamo la storia come è andata. Il Presidente della Repubblica, il Presidente dei partiti, perché non rappresenta gli italiani, e dei partiti, se lo sono fatti loro, che ha sbagliato a parlare, ha accusato la Russia, praticamente l'ha accostata ai nazisti. Quindi che cosa è successo? Che quando c'è stata la guerra, praticamente 175 divisioni erano dell'asse, tra cui l'Italia, l'Ungheria e la Finlandia e diverse altre, perché non era solo la Germania. L'asse, diciamo, sì. L'asse, esatto. L'asse, sì. 175 divisioni, erano tutte in Russia per cercare di occupare la Russia. E sono state respinte. Quindi che cosa è successo? Che poi i russi hanno vinto, sono andati nei campi di concentramento, sono stati i primi ad occupare la Germania. Se non che dopo 5 o 6 mesi, quando c'è stato lo sbarco in Normandia, praticamente c'erano soltanto 5 divisioni tedesche, 5, perché poi si sono aggiunte altre 2. Quindi la Russia ha vinto la guerra da sola. L'ha vinto da sola e quindi ha sconfitto il nazismo. Gli ultimi nazisti che sono rimasti praticamente si trovavano in Ucraina, fra i quali loro avevano il loro diciamo idolo nazionale era Bandera, che era uno che organizzava i campi di concentramento assieme
ai tedeschi, ai nazisti. Sì. È stato l'ultimo rimasto questo qua, e quindi l'hanno fatto. Ora noi sappiamo bene che se ne parlava anche male, diciamo, dell'Ucraina fino a qualche anno addietro, che avevano 3 battaglioni di nazisti, gli ultimi rimasti nel mondo, ed erano loro i nazisti. Invece noi ora stiamo partecipando per i nazisti, prima con i tedeschi che erano nazisti, adesso con l'Ucraina che sono nazisti. Mamma mia, che confusione. Noi siamo sempre dalla parte dei nazisti, sì. Questo è il punto dell'italiano. Grazie Salvatore da Palermo, brevi, vi prego. Dopodiché, una battuta veloce, dopo torniamo a quanto detto dalla studentessa Emma Ruzzon dell'Università di Padova. Farò rivedere quell'immagine. Dopodiché, professor Cevolin, questa questione, no, Salvatore da Palermo dice il presidente dei partiti, non degli italiani, se lo eleggono loro, sappiamo è una cosiddetta votazione o elezione di secondo grado, non è diretta, non è scelto dal popolo sovrano, continua questo equivoco, no? Cioè un Presidente della Repubblica che prende posizioni in questo modo, cioè che ha questa visibilità, che ha questa potenza di fuoco di esternazione, professor Cevolin, non necessita di un mandato elettorale, cioè da parte del popolo sovrano? Mi dica lei. Ma qui c'è il dibattito su una cosa che so, al dottor Versace... Come? No, c'è un dibattito che so al dottor Versace non piace, perché tra i giuristi c'è il dibattito sulla cosiddetta fisarmonica, e quindi da potere neutro per il potere del capo dello Stato, quando le istituzioni... Mi ricordo quella di Gianni Morandi. Lo so. A volte anche la accenna, quando io richiamo la fisarmonica di Giuliano Amato, che non è una canzone, il dottor Versace parte cantando la intonato, fisarmonica, alzo le mani, è intonato, e quindi non lo sfiderò mai al karaoke. No, non conviene. È bravissimo. Però ecco, il tema è questo: normalmente è congegnato come un potere neutro, sì. E invece giustamente il dottor Versace ha sottolineato come queste sparate a volte erano picconate, a volte vengono chiamate in altro modo, insomma, sì. Così vanno per certi versi al di fuori del ruolo. In realtà c'è questo tema dell'allargamento dei poteri per certi versi, quando le altre istituzioni non fanno il loro dovere. Sì. Io però volevo sottolineare solo 2 cose velocissimamente, e cioè il fatto che Trump ha detto che qualche cosa l'Occidente ha sbagliato per l'allargamento della NATO, quindi con riferimento alla guerra dell'Ucraina. E l'altro aspetto, volevo sottolineare come questo colpo che ha tirato Mattarella colpisce per un elemento dell'identità nazionale russa al momento, e cioè pensiamo alle celebrazioni del 9 maggio, alle sfilate del 9 maggio e così via, alla vittoria sul nazismo, certo. della Germania, della Russia. E quindi, che quindi colpisce con l'attacco di Mattarella elementi di identità nazionale russa, perché le celebrazioni, che poi siano giuste, sbagliate, quello che volete, però sono un elemento fortemente identitario, cioè ci credono tanto a quelle celebrazioni, sono molto partecipate, sono, per quanto ne so io, conoscendo qualche russo, cioè è un elemento dell'identità, quindi il colpo di Mattarella... Quindi lei dice, professor Cevolin, no, in buona sostanza, senza tante circonlocuzioni, senza girarci intorno, se il capo dello Stato ha fatto quel tipo di discorso, ha fatto quell'esternazione, non poteva non aspettarsi una reazione. Temo di sì. Quello ha colpito, è stato imprudente, perché essendo lui rappresentante dell'identità nazionale italiana, non si colpisce un'altra identità nazionale in questo modo. Cioè colpendo, per esempio, la festa del 1° maggio in pratica, cioè dicono delle celebrazioni che sono costitutive della Russia di oggi. Per esempio, come se Putin, chi per lui lì, attaccasse il 25 aprile in Italia. Sì, dire che erano dei criminali, delle bande di assassini o cose così. Allora, così, No, ma il paragone è molto calzante, molto efficace. Pronto? Pronto? Buongiorno, dottor Versace. Chi è? Sono Mario da Trento. Prego, dica Mario. Allora,
questa persona ha ricevuto una laurea a Marsiglia, ad honorem. Che laurea è che ha preso questo italiano? A Marsiglia stanno sprecando il sapone di Marsiglia per lavare la faccia all'asino proprio. A Marsiglia? Capite? Speriamo che Putin, il sapone di Marsiglia è sprecato a lavare la faccia all'asino. Che laurea è che ha preso? Non lo so. Spieghi che laurea ha preso questo signore. Che laurea ha preso? Non lo so, verificheremo il tipo di laurea. Speriamo che Putin venga politiche, preso in Italia, liberati dai parassiti di Roma. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Non ci scherzerei molto sul discorso del sapone, visto quello che facevano i nazisti. Allora, numero sempre a vostra disposizione. Facciamo vedere queste immagini di nuovo della studentessa, la rappresentante degli studenti dell'Università di Padova, che è una delle più antiche al mondo, come dicevo, il 29, si chiama Emma Ruzzon, si è sfilata proprio come no, anche dal punto di vista proprio scenografico, no, iconografico, la camicia nera che portava, sostenendo che in pratica bisogna fare questo in questo momento, cioè defascistizzare anche le istituzioni universitarie. Non so quello che... Facciamola vedere cortesemente, regia, grazie, il 29. Prima ve l'ho fatta ascoltare, no? Nel suo intervento nell'Aula Magna, nella prestigiosa Aula Magna dell'Ateneo Padovano. Avvocato Della Luna? Il fascismo, come ho detto, non può ripetersi, non può esistere nel nostro contesto socio-economico, però atti di totalitarismo, atti di autoritarismo si realizzano invece abbondantemente. L'ultimo è stato fatto dall'Unione Europea, mi pare, su istigazione dell'europarlamentare Picerno del Partito Democratico, che ha fatto chiudere l'autorità, la Banca Intesa San Paolo, la Banca Intesa, il conto corrente di Visione TV di Francesco Toscano, che è l'amico sodale, compagno politico di Marco Rizzo, evidentemente soggetti non graditi, soggetti di sinistra, quindi non graditi alla pseudo-sinistra. Il totalitarismo, cioè il pensiero unico fascista, oggi è più che mai presente, ma non è fascismo, è totalitarismo, nel pensiero unico dell'Unione Europea, che era anche quello degli Stati Uniti fino a che c'è stato Biden. La volontà di irreggimentare, di canalizzare il pensiero, anche la scienza, l'università, l'insegnamento, secondo direttive che vengono impartiti ai docenti universitari, è fortissima oggi. Questo è il fascismo, è il succedaneo del fascismo, non è fascismo, e viene portato avanti soprattutto da questa pseudo-sinistra che ha abbandonato le lotte di sinistra per la tutela del reddito e della dignità dei lavoratori contro la prepotenza del capitale finanziario, e invece di difendere i lavoratori, le classi subalterne, le classi sfruttate, si perde nella difesa di minoranze più o meno ideologicamente create, woke, LGBTQ, BLM, eccetera, eccetera. Beh, una battuta veloce anche prima di concludere da parte del professor Guglielmo Cevolin su diciamo, il comportamento di questa rappresentante degli studenti dell'Università di Padova. Ma io direi che il fascismo sarebbe più che altro da studiare all'università e fare convegni così. Io ne ho organizzati parecchi e ne ho soprattutto frequentati parecchi, perché è un tema più di scienza della politica o di storia che altro, così temerne una riproposizione sic et simpliciter oggi. Il tema vero è un altro, che bisogna guardare del fascismo alcuni elementi che sono incompatibili con la nostra Costituzione, come la violenza, l'uso della violenza come metodo di azione politica, e altri invece che sono degli elementi di complessità, cioè il fatto che c'erano 1000 sfaccettature e che però attraverso una capacità di coesione, la trasformazione, diciamo, dal punto di vista della scienza della politica, di alcuni elementi di socialismo, per farla breve, uniti al sindacalismo rivoluzionario di Sorel, con il passaggio dal mito dello sciopero generale al mito della nazione.
E questo però sono elementi di complessità, così bisognerebbe parlare un po' agli studenti e insegnare all'università agli studenti di parlare del fascismo, cioè capendo anche gli elementi incompatibili con la nostra... Professore, scusi, si rappresenta in questo modo tutti gli studenti? Ma io devo dire che diciamo, ho un po' di fastidio per il fatto che a volte i rettori delle università italiane non hanno zittito certe volte certi studenti che fanno il raglio dell'asino, semplicemente perché si è giovani, non è che si può in un'istituzione universitaria che per certi versi deve avere una dimensione scientifica anche applicata alle scienze umane, e così via, e non è che si può dire tutto il contrario di tutto dal palco dell'università. Ne abbiamo viste di tutti i colori, professore, perfino la prestigiosa, l'autorevolissima docente dell'Università La Sapienza che inneggia alla compagna Luna, a Barbara Balzarani delle Brigate Rosse, quindi figurarsi. Pronto? Ormai pronto, chi parla? Fernando di Gorgonzola. Prego, Fernando. Tornando agli esuli, io prima abitavo a Carpi, mia moglie andava a scuola al villaggio San Marco, sì? Però il villaggio San Marco era il campo di concentramento di Fossoli. Lì hanno internati e ha messo tutti i cosi, come si chiama? I profughi. I profughi sul campo di concentramento. Gli esuli istriani. Loro hanno lavorato e hanno fatto questo coso che dopo l'ha chiamato villaggio San Marco. Certo. Perché dentro c'era di tutto. Si ha fatto la sala per il film, l'idraulico. Poi quando che loro sono venuti fuori, l'ha abbandonato il campo di concentramento, adesso è in desolazione. Colorato tutte le baracche, tutto quanto. Adesso sta cercando a sistemarle, di restaurarle come forma di memoria, anche, voglio dire, no? Sì, memoria, certo. Cioè come un museo, a cielo aperto. Perché quando era andato via il cosiddetto triestini, lo chiamavano, sì? Se avesse tenuto dietro non dovrebbe mica spendere tutti questi soldi qui. Grazie Fernando. No, lei ci ricorda, sembra una questione, come posso dire, di contorno, di dettaglio, però lei, Fernando, ci ha ricordato uno dei passaggi più toccanti, più significativi, ma anche più, credo, comprensibili e condivisibili del discorso che ci faceva la carissima Anna Fagarazzi, quando diceva: noi siamo italiani non una volta ma 2 volte, abbiamo dovuto decidere, scegliere anche una seconda volta, nonostante la madrepatria si sia comportata da matrigna nei nostri confronti, ma ci siamo sempre comportati bene, in modo alacre, abbiamo sempre puntato a costruire, a edificare, a fare. No, non è che ci siamo vendicati perché gli italiani ci hanno trattato a pesci in faccia, come in effetti è avvenuto. Un comportamento davvero esemplare, e potrei citare molti esempi di illustri istriani, che viene in mente Ottavio Missoni piuttosto che altri, insomma c'è un elenco, una serqua praticamente interminabile di comportamenti virtuosi da parte degli esuli istriani, che invece avrebbero avuto, avvocato e professor Cevolini, avrebbero avuto più di un motivo di accredine verso la madrepatria. Verso la madrepatria, ma anche verso chi li ha cacciati. Ricordo la strage di Vergarolla, dilaniati in spiaggia gli italiani come metodo di pulizia etnica praticamente, e sotto questo profilo c'è stato anche il comportamento di un medico chirurgo straordinario che ha curato Geppino Micheletti. In ordine di arrivo. Il professor Micheletti straordinario, un esempio veramente eroico, voglio dire. No, non curando prima i suoi figli, mi pare. Sì, lui perse anche dei figli in quella strage orribile. Come dire, nell'ordine nel quale arrivavano, lui non è che ha fatto passare prima i suoi figli, o un suo figlio, mi pare. Un esempio di abnegazione straordinaria. Allora, ultima telefonata per questi 2 ospiti, dopo non so se si sia già collegato il mio ospite successivo. Ci sei, Leonardo? Ancora no? Arriverà? Pronto? Ci sono. Ci sei? Un attimo solo. Buongiorno Leonardo Facco.
Buongiorno, buongiorno. Chi parla? Buongiorno a tutti voi, sono Giuliano della provincia di Varese. Prego Giuliano. Io vorrei sottolineare un punto del nostro Presidente, che onestamente ormai sono anni che lui si presenta alle televisioni con mano sul discorso già scritto e tutto. Io vorrei conoscere chi sono gli autori di quegli scritti, perché onestamente è come se il nostro Presidente abbia letto qualcosa che lui non pensa. Io onestamente Giuliano, non lo so, è un processo alle intenzioni, non lo so. No, mi creda. Sicuramente c'è un gruppo, c'è un think, come si chiama? Un think tank. Sì, ma risentire quello che lui ha letto è vergognoso. Questo è il suo giudizio, Giuliano. Grazie Giuliano da Varese, la pensa come la Maria Zakharova. Va bene, faccio rivedere la copertina, il nuovo libro di Marco Della Luna, la prefazione di Marcello Foa, Psicologia politica applicata, scopi, strumenti, contromisure. Questo è Macro Editore. Complimenti Avvocato Della Luna, non so che numero siamo arrivati, questo che numero è di libro? Avvocato? Il 20. 20 libri? Sì. Mamma mia, veramente molto fecondo. Come autore l'Avvocato Marco Della Luna, grande intellettuale conosciutissimo. Grazie Avvocato, alla prossima. E grazie anche al Professor Cevolin. Sì, rimando al convegno. Ecco, rimandiamo a questo appuntamento, Professore. Che abbiamo organizzato all'Università di Valencia. Sì. Facciamo un convegno sulle missioni internazionali dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite e della NATO per la pace. Sì. Lo facciamo all'Università di Valencia con il Master in Intelligence, parlando di intelligenza artificiale e pace, parlando con anche i militari. Ci sarà il generale Giorgio Battisti di Corpo d'Armata, che ha comandato in Afghanistan gli italiani, ma che è anche direttore di un centro di diritti per lo studio del diritto internazionale umanitario di Sanremo. Grazie, buon lavoro professor Cevolin. Grazie. Alla prossima, grazie a Guglielmo Cevolin. Vediamo se otteniamo qualche risultato. Caro telespettatore da Perugia. Sì, professor Cevolin voleva replicare? Sì, no, non volevo replicare, era la distruzione del Kulturni-Dom a Trieste, che si vede praticamente molto vicino alla stazione, ci sono ancora delle targhe e così. Devo segnalare, proprio per il fatto che c'erano violenze dall'una e dall'altra parte, nel senso che anche squilibrate dall'una e dall'altra parte, ha ricordato il fascismo, che certo non si è comportato bene in quelle terre, però il Kulturni-Dom in realtà è stato la replica, ovviamente fascista, quindi massacrato, distrutto tutto, bastonati tutti, eccetera eccetera, rispetto alla uccisione di, mi pare, 2 o 3 italiani di là del confine, quindi, come dire, ovviamente ad alterne cattiverie, purtroppo. E da questo punto di vista il richiamo che ha fatto l'Avvocato Della Luna relativamente ai rapporti buoni tra veneti e friulani, su questo sottolineo una cosa molto interessante, cioè io ho avuto l'onore di avere l'incarico dall'ufficio sloveno di essere il giurista che si occupava della toponomastica per la lingua slovena in regione Friuli Venezia Giulia. Da questo punto di vista l'ufficio sloveno, che è anche un'espressione di cultura e identità del gruppo minoritario sloveno in Italia, per occuparsi della toponomastica hanno chiamato anche la minoranza italiana in Slovenia, per esempio per le questioni di Capodistria, per le targhe in lingua italiana e in lingua veneta. E quindi ecco, tutti questi rapporti ci sono certamente buonissimi tra veneti, per la Repubblica Serenissima, per richiamo alla Repubblica Serenissima, friulani, in quanto i friulani hanno capito che la minoranza italiana in Slovenia e Croazia ha gli stessi problemi, per certi versi, della minoranza friulana, della minoranza slovena, della minoranza germanofona in Italia. Quindi ecco, c'è un clima di collaborazione tra le minoranze e questo è molto buono. Molto buono. Pronto?